Prima lettera di Giovanni, capitolo 1. O Verbo incarnato a comunione con Padre e Figlio. Quello che stava al principio, quello che noi abbiamo sentito, quello che noi abbiamo visto con l'occhio nostro, quello che noi abbiamo guardato, quello che stessa mano nostra hanno toccato. Sto parlando che la parola era vita, perché quella vita si è spalfacata innanzi a noi e noi l'abbiamo veduta e vogliamo parlare a voi e che sta vita che stava vicino al Padre è accomparuto in mezzo a noi. Tutto quello che noi abbiamo visto e abbiamo sentito, noi lo vogliamo far conoscere pure a voi, perché pure voi poteste essere in comunione con noi. La comunione nostra è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Vi scriviamo tutte queste cose, perché la priezza vostra potesse essere assai rossa e arrefinita. La prima condizione, rottura con il peccato. Quello che noi diciamo a voi l'abbiamo intesa a Gesù Cristo, Dio e luce rinda a essa, non ci può stare scurore. Se noi diciamo siamo uniti a essa e poi cambiamo rinda lo scurore, noi siamo bugiardi e non cambiamo rinda la verità. Invece se cambiamo rinda la luce come Dio sta rinda la luce, noi siamo uniti l'uno con l'altro e la morte di Gesù Cristo, Figlio di Dio, ci libera tutti i peccati nostri. Se diciamo noi siamo senza peccato, noi inganniamo solo noi stessi e la verità di Dio non sta rinda a noi. Se invece riconosciamo innanzi a tutta la gente i peccati nostri, Dio perdonerà perché esso mantiene sempre la parola sua. Esso ci libererà da tutte le mancanze nostre, perché è buono. Se diciamo, noi non abbiamo mai fatto peccato, facciamo davanti a Dio un bugiardo e la parola sua non sta in noi.